Sono le 6 meno 10 del mattino e noi si va. Bene, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sempre qui a Collindes, dove siamo partiti anche per fare il Guslong. Il tempo al momento non è dei migliori, comunque direzione Rifugio Semenza, Monte della Ste, e se ce la facciamo Cima Manera, che è la più alta del gruppo del cavallo. Siamo fuori dal bosco, a valle, hai visto, Valle sta aprendo, è fighissimo. Qui si inizia a vedere bene il lago di Santa Croce e tutto, e la giornata sembra un po' migliorare. E per fortuna quando eravamo nel bosco ha diluviato una roba brutta, ma eravamo sotto bosco, quindi ci stava perfetto, era asciutto. Ma facciamo una pausa con i micro panini. Vale, illuminaci il prodotto micro. Ne abbiamo così piccolini, quindi non faremo una vera e propria pausa pranzo, faremo delle piccole pausette su e giù perché il pomeriggio mettono brutto tempo. Senza parole, siamo quasi su e si è aperto questo spiraglio di luce, cioè sembra di essere in paradiso. E per arrivare su dal rifugio abbiamo fatto un paio di traversi sulla neve, che è molto compatta, ghiacciata, e in due punti abbastanza piani, quindi fattibile.
E allora? Siamo pronti? Caschetti, imbraghi, siamo tutti carichi. Sì, guarda che bel sole. Ferratina è laggiù. Non è proprio per i tappi questa cosa. No? Suona, suona, suona. Benissimo, siamo arrivati su sulla cima con in tutto mi pare 3 ore e mezza dalla macchina e la ferrata è un po' impegnativa salendo la semenza, un po' esposta a tratti ma non è impossibile. Adesso purtroppo non possiamo fare nessuna panoramica, nessuna vista perché il tempo è uno schifo, c'è soltanto nuvole e nebbia, quindi scendiamo. Hai visto? Da una parte il muro, dall'altra casa, la pianura, Pordenone, Aviano, eccetera. E noi siamo sotto la neve. Yes! Non so se si vede, ma quel sentierino lì è quello che abbiamo percorso all'andata da Collindes per salire al rifugio semenza che è qua dietro. Quindi dopo dovremo rifarci tutto quel sentiero lì. Allora, adesso stiamo scendendo, ma c'è una situazione di luce, di nitidezza tale da riuscire a vedere il mare in lontananza, dietro le montagne. Bellissimo. La cima di prima era quella che adesso è praticamente nascosta dalle nuvole. La camminata di oggi è stata veramente bella. Siamo partiti appunto da Collindes, come visto prima, e il sentiero sale abbastanza ripido ma costante per i primi 500 metri di dislivello.
Gli ultimi 300 si fanno in un percorso falsopiano che costeggia tutto il versante della montagna fino all'arrivo del rifugio Semenza. Da lì o ci si ferma o si può andare a due passi fino al bivacco vicino, oppure come abbiamo fatto noi siamo andati su verso Cima Manera, che è la più alta del gruppo del cavallo, a 2251 metri. C'è una bella ferratina da fare, non è la più facile tra le ferrate per chi ha le prime armi, però insomma è fattibile. Abbiamo trovato condizioni meteo di tutti i tipi, dal sole alle nuvole, quindi nebbia che non ci si vedeva neanche, grandine, pioggia, neve, quindi veramente veramente bello. Per oggi è tutto, quindi vi ringrazio di essere stati con noi anche in questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdervi nuovi contenuti.